autorità civili e militari, gentili ospiti, buongiorno. Oggi, 19 novembre, commemoriamo presso il Museo Storico Militare di Dotto i caduti in tutte le missioni nei teatri operativi nel 20° anniversario della strage di Nassiriya, in ricordo di coloro che hanno dato la propria vita per la nostra libertà in patria e all'estero. Il Museo Storico Militare è stato costituito nel 2012. Nel febbraio 2013 il Comune di Jesolo ha concesso l'interesse locale e nel novembre dello stesso anno la Sovrintendenza dei Beni Culturali di Venezia ha conferito il riconoscimento di museo. Nell'agosto 2015 la Regione Veneto ha concesso il patrocinio per aver ideato e organizzato escursioni e visite didattiche sui luoghi della Grande Guerra, riconoscendolo quale museo regionale. La proposta di legge Atto Camera 139, composta di un solo articolo, ha istituito il giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace, individuando la giornata del 12 novembre come data in cui persero la vita nell'attentato di Nassiriya 17 militari e 2 civili italiani. Celebriamo oggi il ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Sono presenti i labari e le bandiere delle associazioni combattentistiche d'arma. Sono presenti ufficiali, sottufficiali e graduati che hanno partecipato alle varie missioni italiane nei teatri operativi. Tenente colonnello Raffaele Naccarato, medaglia d'argento al valor militare. Primo luogotenente Giuseppe Palmisano, medaglia d'argento al valor militare. Primo luogotenente bersagliere Rosario Guglielmino, medaglia di bronzo al valor militare. Generale di brigata bersagliere Alessandro Guarisco, croce d'argento al merito esercito italiano. Generale di brigata bersagliere Luigi Scollo, croce oro al merito esercito italiano. È presente anche la signora Lili Trevisan, portatrice medaglia d'argento al valor militare del papà, carrista del 132° Reggimento Carri Ariete. Papà del caporal maggiore lagunare Matteo Vanzan, medaglia d'oro al merito civile Nassiriya 2004, signor Enzo. Avrà luogo la cerimonia dell'alzabandiera. La bandiera è stata donata dall'11° Reggimento Bersaglieri di Orcenico nel 2003 al rientro dal teatro operativo dell'Iraq. Picchetto, attenti! Presentate! Superga! Alta bandiera! Per rendere omaggio ai caduti verrà celebrata la Santa Messa dal cappellano militare capitano Don Michele Tiso della Brigata Corazzata Ariete.
Nell'attesa leggiamo le lettere inviate dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica. Gentile Cavaliere di Gran Croce Franco Vidotto, mi riferisco alla sua lettera del 7 settembre scorso con la quale ha comunicato al Presidente della Repubblica gli eventi previsti in occasione della cerimonia commemorativa in onore delle vittime di Nassiriya, che si terrà presso il Museo Storico Militare Vidotto di Jeso il 19 novembre. A riguardo le partecipo l'apprezzamento del Capo dello Stato per la lodevole iniziativa che consente di tramandare alle giovani generazioni la memoria di coloro che hanno sacrificato la vita nelle tante missioni di pace nell'ambito della comunità internazionale per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di civile convivenza in tutte quelle regioni martoriate dai conflitti interni. Giungano a lei e agli intervenuti l'auspicio per il buon esito della manifestazione e il mio cordiale saluto. Dalla Camera dei Deputati, gentilissimo bersagliere Cavaliere di Gran Croce Franco Vidotto, mi dispiace sinceramente non poter partecipare alla commovente cerimonia di commemorazione, ma desidero esprimere il mio profondo ringraziamento per averla organizzata. Attraverso di lei porgo il mio sentito saluto a tutte le autorità civili e militari presenti. Il 12 novembre 2003 un'autocisterna carica di esplosivi colpì la nostra base maestrale, che era presidiata dai nostri carabinieri. Gli attentatori fecero esplodere una bomba, seguita immediatamente dall'esplosione del deposito munizioni. La nostra riflessione si estende ai loro cari e a tutti i giovani che attualmente rappresentano la nostra nazione in scenari di guerra. Possiamo solo immaginare l'emozione che vi ha avvolti nel 20° anniversario di questa strage di Nassiriya. Coloro che hanno sacrificato la vita ci hanno lasciato un'eredità attualissima, meritevole di profondo onore. Erano in Iraq per contribuire alla pacificazione e se la coscienza collettiva delle nostre nazioni si unisce in questo doloroso ricordo è perché lo meritano appieno. A tal proposito il gruppo della Lega al quale appartengo ha proposto di conferire loro le medaglie d'oro al valor militare. Ringrazio tutti coloro che oggi con questa cerimonia onorano i martiri di Nassiriya. Il loro generoso sacrificio, compiuto nel nome di tutti gli italiani, continua a toccare le coscienze nazionali, riempiendo i nostri cuori di commozione e cordoglio. A tutti voi i miei più sentiti cordiali saluti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Scritto a te.
Il Signore sia con voi. Picchetto, riposo. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dei Proverbi. Una donna forte si potrà trovarla, ben superiore alle perle e il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città. Parola di Dio. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai e sarai felice e avrai ogni bene. Beato chi teme il Signore. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Beato chi teme il Signore. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Vi benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Beato. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà, con le doglie una donna incinta, e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre.
Noi dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Alleluia, Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Parola del Signore. Due considerazioni, prendendo le mosse dalle letture di questa domenica del tempo ordinario. La prima considerazione dalla prima lettura, tratta dal libro dei Proverbi. Il titolo di questo passo è Elogio della donna forte. E allora il mio primo pensiero è dato alle madri dei caduti che oggi commemoriamo nelle missioni internazionali di pace. Più in generale, visto anche la cornice di questo bel e accurato museo della Grande Guerra, le madri di tutti i caduti, penso che non vi sia dolore umanamente più forte che la perdita di un figlio. Bisogna essere veramente forti. Lode alla donna forte, lode agli uomini forti. E quando parliamo di fortezza nelle sacre scritture intendiamo uno dei doni dello Spirito Santo, quello Spirito che abbiamo tutti noi ricevuto nel battesimo, che abbiamo confermato nella cresima. La fortezza spirituale potrebbe essere tradotta come una sorta di resilienza, per utilizzare un termine che molto spesso ricorre nei nostri ambienti militari. Resilienza è un concetto della fisica, la capacità di un materiale di resistere ad un urto senza rompersi. E questo termine in senso metaforico viene utilizzato in psicologia per indicare la capacità di una persona di resistere agli urti della vita mantenendo l'equilibrio mentale. La resilienza varia da persona a persona in base al proprio carattere, alla propria personalità, ma c'è una resilienza che viene dall'alto, una fortezza che viene da Dio, che è fondata sulla fede nella risurrezione dei morti, sulla fede che anche i nostri cari che sono venuti meno, che sono caduti, magari in situazioni particolarmente drammatiche, ecco, non se ne sono andati per sempre, ma hanno avuto accesso alla vita eterna. Su questo credo si debba basare la nostra fortezza,
nel ricordo dei nostri caduti. Una seconda considerazione che mi viene dalla parabola dei talenti che ci viene proposta in questa domenica. Noi oggi e in tutte le celebrazioni dei caduti vogliamo celebrare l'uomo soldato che ha messo i suoi talenti in termini di forza fisica e di abilità intellettuali a servizio della patria, consacrando questo servizio in un giuramento che, come recita il nostro inno, si spinge fino alla morte, fino al sacrificio di sé medesimi. Ecco, che il Signore possa accogliere il sacrificio dei nostri caduti, dei caduti nelle missioni internazionali di pace. Soprattutto nell'ambito delle celebrazioni eucaristiche, noi non celebriamo vittorie o sconfitte militari, noi celebriamo l'uomo, guardando dal basso la guerra, cioè dal dramma di chi l'ha combattuta. Non è possibile, soprattutto in una celebrazione eucaristica, distinguere i caduti sulla base della parte che hanno sostenuto. Certo, ci sono parti statali, politiche consegnate alla condanna della storia, ma nella celebrazione dei caduti noi guardiamo dal basso, non dall'alto degli stati belligeranti, dal basso il dramma dell'uomo, il dramma dell'uomo soldato che ha adempiuto il proprio giuramento di fedeltà, ha tenuto fede alla propria patria, e il dolore di coloro che hanno perso i loro cari in guerra. Ecco, che il Signore possa lenire col suo spirito di fortezza questo dolore, che il Signore possa accogliere questi sacrifici, e se questi sacrifici presentano delle macchie di peccato, che il Signore possa smacchiarle in modo tale da donare a loro la gioia eterna del paradiso. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questa offerta che ti presentiamo, Dio Onnipotente, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di un'eternità beata per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, e rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta proclamare le tue grandi opere e renderti grazie a nome di tutti gli uomini, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signor nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha inaugurato i tempi nuovi. Soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te Padre ci ha preparato un posto nel tuo regno. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Scritto attenti. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene,
tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Picchetto, riposo. Mistero della fede. Facciamo la tua morte, o Signore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, l'ordinario militare santo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei caduti nelle missioni internazionali di pace e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto, prendi parte alla gioia del tuo Signore. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre e con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà. So che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.
del Carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi, Carabinieri d'Italia, a te eleviamo, reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu, che le nostre legioni invocano, confortatrice e protettrice, col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consigli il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenti il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia e del mondo suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà sino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Dove sia. Preghiera per i caduti e per le vittime della guerra. Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e della violenza che ancora insanguinano le nostre mani di uomini. Custodisci tu la loro vita, che è ormai nel tuo grembo di eternità, e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Custodisci tu i loro cari, dal cui amore essi sono stati sorretti, perché siano sostenuti e consolati dal tuo amore più forte della morte. Custodisci tu la loro memoria, rendila ricordo grato e insegnamento perenne dell'orrore assurdo, del lutto, della devastazione che ogni guerra porta al mondo. Custodisci tu la loro fratellanza, nella quale oggi riposano assieme, senza confini di popoli, alleanze e religioni, testimoniando che la guerra è sempre fratricida. Custodisci tu, o Padre, i nostri fratelli caduti in guerra, ma caduti nelle tue braccia grandi, dov'è la pace vera, per la quale essi hanno lottato e che ti supplicano di riversare sull'umanità. Amen. Scritto riposo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo e la nostra adesione a Cristo Signore. Amen. L'eterno riposo. L'eterno riposo. L'eterno riposo. Perpetua, riposi in pace. Amen. Dal 1950, anno della prima missione militare internazionale in Eritrea, 186 sono gli italiani caduti nelle missioni internazionali di pace. Fare in memoria del loro sacrificio è un patrimonio condiviso dell'intera comunità. Per i familiari significa ricordare figli, fratelli, mariti, padri. A noi compete ricordare le loro storie di uomini in uniforme, il loro impegno e le loro virtù. Nel 20° anniversario della strage di Nassiriya rendiamo omaggio ai caduti. Posto. Picchetto. Attenti. Presenta. Onori ai caduti.
Ricordiamo i caduti di questa commemorazione. Picchetto, attenti! Massimiliano Bruno, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Andrea Filippa, Enzo Fregosi, Daniele Ghione, Orazio Maiorana, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Filippo Merlino, Alfio Ragazzi, Alfonso Trincone, Massimo Ficucello, Silvio Olla, Alessandro Carrisi, Emanuele Ferraro, Pietro Petrucci, Marco Beci, Stefano Rolla. Per le altre missioni il capitano Riccardo Pucci e il caporal maggiore Matteo Vanzan, in memoria di tutti i caduti. Picchetto, riposo! Prende la parola il vice sindaco della città di Jesolo, dottor Luca Zanotto. Buongiorno a tutti, riporto i saluti della città di Jesolo, del sindaco Cristoforo De Totti, di tutta l'amministrazione comunale, oggi rappresentata da me e anche dal consigliere comunale Daniele Bisogno. Anch'io mi associo ai saluti riferenti alle autorità civili, alle autorità militari, alle associazioni combattentistiche ed arma con le loro bandiere, con i loro labeli. Oggi siamo qui a ricordare i caduti all'estero, civili e militari, e siamo qui per ricordare anche che sono passati 20 anni da quel 12 novembre 2003 dove con un vile attentato a Nassiriya caderono 19 italiani. Io ricordi a quel tempo che guardando la televisione, vedendo anche l'attentato, ma mi ricordo soprattutto una cosa dell'altare della patria del Vittoriano, dove a poche ore dall'attentato le persone iniziarono a portare dei fiori, spontaneamente portarono dei fiori all'altare della patria. Nel giro di 24 ore ricordo che le scalinate erano completamente piene di fiori. E questa dimostrazione che la vicinanza che la gente ha nei confronti di coloro che hanno sacrificato la loro vita in terra straniera. E sono passati poi dal 2003 6 anni, nel 2009 è stato deciso di celebrare questa giornata ufficializzare questa giornata del ricordo per i caduti nelle missioni di pace all'estero. E allora mi collego anche a quello che ho detto il cappellano militare prima, la parabola dei talenti. Abbiamo attualmente 12.000 soldati militari in divisa che sono impegnati nei teatri internazionali e in 50 missioni all'estero. Ecco, a loro dobbiamo sempre ringraziare ed essere vicini per la professionalità che ci mettono e soprattutto perché rischiano continuamente la propria vita per portare libertà in questi territori lontani da noi. Vorrei anche, Franco, qui c'è il cippo di Nassiriya, vedo in mezzo al picchetto in alto uniforme dei carabinieri, c'è il cippo di Nassiriya con i 19 nomi dei 12 carabinieri, dei 5 militari dell'esercito e dei 2 civili, e sotto c'è anche giustamente il nome del caporal maggiore Matteo Vanzan, lagunare della Serenissima, che all'età aveva 22 anni, e qui saluto il papà presente. E, ecco, lui ha ricevuto la medaglia d'oro al valore civile. C'è depositato al Senato dal 2008 un disegno di legge per dare la medaglia civile al valore militare, che è la massima onorificenza per coloro che sono caduti
in guerra, c'è questo disegno di legge. Io auspico, spero, visto che anche c'è questo governo oggi in carica, spererei che si riuscisse a effettivamente dare il giusto tributo a questi militari, a questi ragazzi che si sono sacrificati per la patria e anche per le loro famiglie, che effettivamente pagano anche loro un tributo di sofferenza che è grandissima. Allora io concludo ringraziando il Cavaliere Vidotto per averci accolto, per averci dato la possibilità di celebrare oggi questa giornata, perché in questo museo il valore e il rispetto della divisa si è sempre professato. Quindi, e perché bisogna sempre portare stima e riconoscenza nei confronti degli uomini e delle donne che portano la divisa. Quindi grazie, viva le Forze Armate e viva l'Italia. Prende la parola il colonnello Francesco Mario, comandante del 5° Reggimento Artiglieria Terrestre Lancialazzi Superbo. Autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche d'arma. È un grande onore per me essere oggi qui per commemorare tutti gli italiani caduti nelle missioni di pace all'estero e in particolare in occasione del 20° anniversario dei caduti in Siria. Ho pensato che il modo migliore per onorare quanti sono ricordati sulla lapide qui di fronte a noi non sia con delle frasi di circostanza generiche. Credo che la condivisione della mia esperienza personale possa avere una maggiore valenza. Sperando di non essere giudicato troppo ambizioso o presuntuoso, vorrei infatti cercare di descrivervi cosa un militare prova in un momento così drammatico. Non so quanti di voi si ricorderanno che nell'aprile del 2006 un attentatore si fece esplodere a bordo di un'atombomba nei pressi dell'entrata del Provincial Reconstruction Team in Herat, in Afghanistan, causando la morte di una guardia afghana che aveva tentato di fermare l'autovettura e di un civile afghano. Tali fatti riportavano immediatamente la mente degli italiani ai fatti di Nassiriya e riaprendo una ferita che si era appena chiusa. Io ero arrivato da qualche giorno e stavo ricevendo le consegne dal mio collega responsabile delle operazioni. A seguito del forte boato, per qualche infinito minuto, tutti ci sentivamo disorientati a causa delle svariate informazioni che ci venivano comunicate in sala operativa e soprattutto dal silenzio. Sembrava che tutta la città si fosse fermata a guardare quello che era successo. Ma di lì a poco il disorientamento si trasformò in incredulità, perché non avevamo ricevuto nessun warning specifico e la situazione generale in Herat era ritenuta tranquilla. In realtà il motivo dell'attacco era semplice: qualcuno non ci voleva lì. Paura? Sì, anche un po' di paura. Eravamo all'inizio del nostro mandato e non sapevamo se sarebbe stato il primo di una serie di attacchi. I giorni immediatamente successivi ovviamente furono difficili. Tutti gli spostamenti furono ridotti, la tensione era massima, ma c'era un compito da portare avanti. Noi eravamo lì per aiutare la ricostruzione del paese attraverso i progetti della componente civile del Ministero degli Affari Esteri e della componente militare del Multinational Civil Group. E quindi con progressività le attività ripartirono, rispettando il principio secondo il quale le donne e gli uomini in uniforme da sempre garantiscono sicurezza operando in numerose aree, zone e paesi difficili nel mondo. La capacità di portare pace e sicurezza ai nostri militari è sempre fattore di stabilità, di ricomposizione dei conflitti, di costruzione di spazi finalizzati al dialogo e alla pace. Giungo quindi alla conclusione, ringraziando il Cavaliere Franco Vidotto per l'impegno e la costanza che ripone nell'organizzazione di questa cerimonia. Celebrare questa commemorazione in uno spazio così ristretto è un valore aggiunto e la rende più densa di significato, perché consente a tutti noi che siamo oggi qui di far sentire idealmente il nostro calore e la nostra vicinanza a tutti i 19 militari e civili caduti in Siria. Viva le Forze Armate, viva l'Italia!
Prende la parola il capitano Daniele Brasi, comandante della compagnia Carabinieri di San Donà di Piave. Buongiorno a tutti, ringrazio tutte le autorità civili e militari intervenute qui oggi, le associazioni combattentistiche d'arma, tutti i laberi che sono presenti. Ringrazio soprattutto il padrone di casa, il Cavalier Vidotto. È sempre emozionante venire qui a Jesolo in questo contesto, nonostante quest'anno ricade esattamente il 12 novembre. È importante perpetuare la memoria dei caduti, sia militari sia civili, di tutte le campagne militari all'estero. È vero che eravamo in missione di pace, non voglio sostituire le parole che sono state dette in maniera autorevole e anche diretta prima di me, però eravamo in guerra. Perché siamo stati attaccati? Perché eravamo nella coalizione che comprendeva anche altre forze internazionali. Eravamo lì per aiutare, per ricostruire, per aiutare le persone locali. Mai nessuno si sarebbe aspettato un attacco del genere così vile e imponente. Ho ascoltato con amarezza e tristezza e anche un briciolo di commozione le testimonianze che sono state riportate anche dagli organi di stampa del generale di Corpo d'Armata Micale, attuale comandante interregionale Pastrengo di Milano, e del colonnello Cappello. Erano entrambi schierati ovviamente a Nassiriya. Quello che mi ha fatto più specie della loro ricostruzione è stata quella della memoria. Siamo qui oggi per commemorare questi eroi, perché tali sono, sia civili sia militari. Alla domanda se ancora sognavano entrambi, dopo 20 anni quegli eventi, non hanno dato risposta. Si sono chiusi in un silenzio assordante. Perché? Perché è vero che abbiamo versato sangue, però quei familiari, compresi quello presente oggi, hanno versato tante lacrime che sono state versate anche dai cittadini italiani, che si sono stretti attorno ai nostri militari, ai nostri caduti. Oltre al ricordo che ha fatto il vice sindaco De Fiori all'altare della patria, io ricordo le migliaia, decine di migliaia di persone che si sono recate a rendere omaggio ai nostri caduti. Quindi l'onore per la patria, la nostra patria, l'onore per quanto riguarda indossare le stellette, i vincoli di noi cittadini in armi, il servizio, la protezione della collettività, sia in Italia che all'estero. E qui mi permetto, anche se non è un ambito questo militare, di ricordare oggi anche Giulia Cecchettini, perché come a volte, come per i nostri colleghi, non siamo stati in grado di difendere i nostri soldati, a volte non siamo in grado di difendere anche le nostre donne. E in questo penso che anche a livello sociale, morale, tutti, trasversalmente, forze politiche, noi militari, noi cittadini, dovremmo essere in grado di difendere le nostre madri, le nostre figlie e le nostre sorelle. Quindi il cambiamento deve iniziare da noi, ci deve essere una forte responsabilità sia nel continuare a perpetuare la memoria dei nostri soldati, sia quello di proteggere i nostri cittadini. Vi ringrazio, grazie di essere intervenuti, viva le istituzioni, viva l'esercito. Prende la parola il tenente colonnello Bellanova in rappresentanza della brigata corazzata Ariete. Buongiorno a tutti, sarò brevissimo. In primo luogo un rispettoso saluto da parte del mio comandante di brigata, il generale di brigata Marco Longo, quindi della brigata corazzata Ariete, ma anche e soprattutto l'11° bersagliere che ho l'onore qui di rappresentare. Ho visto con estrema partecipazione e la presenza di tantissimi ex comandanti del reggimento e soprattutto dei nostri medagliati. E da ultimo ringrazio calorosamente l'amico Franco Vidotto per l'invito, noi ci siamo stati anche quest'anno e speriamo di essere sempre presenti. Grazie a tutti. Prende la parola il generale di brigata Luigi Scollo. Buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità, buongiorno ai rappresentanti delle associazioni, soprattutto buongiorno a tutti coloro che portano ancora le stellette. Due cose molto veloci. La prima è: siamo qui per ricordare chi ci ha indicato la via del dovere e chi ha lasciato la vita
non perché volesse andare, ma perché ci è andato per adempiere a un dovere, per adempiere a un giuramento. I militari non scelgono di andare in guerra, i militari scelgono di servire il paese, e poi è il paese e le autorità politiche che li portano dove devono andare e che li mandano dove devono andare. Quindi di questo è bene che ci ricordiamo tutti, anche chi normalmente ci dà dei guerrafondai. La seconda cosa è ringraziare voi tutti che portate le stellette per quello che fate per la nostra sicurezza, per la nostra stabilità, per tutta la dedizione che date ogni giorno nel servire il nostro paese. Noi vi siamo grati di questo. Grazie. Prende la parola il direttore del Museo Storico Militare, il Cavaliere di Gran Croce Franco Vidotto. Grazie, buongiorno appunto a tutti, anche a chi non ho salutato prima. Saluto tutti gli amici. Quando dico amici, parto dai miei amici militari, da tutti, non vi nomino perché sono convinto che mi dimenticherei di qualcuno. Nel rispetto di tutti non faccio nomi, non vado a leggere quello che mi ero preparato, perché voi chi mi conosce sa che vi terrei qua per una giornata intera, ma voi mi dite tagliate. In effetti non leggerò, non vi nominerò nome per nome, ma ringrazio tutte le autorità militari, le fasce tricolori, le associazioni, i nostri gonfaloni, in particolar modo il nastro azzurro che rappresenta tutti, anche se è quello di Pordenone che ringrazio, ma non sempre si possono avere tutti quanti, ed è per questo che dico un grazie al mio cappellano militare in particolar modo, alle medaglie appunto che rappresentano anche tutti, perché dal tenente colonnello Nacarato, in quanto a grandi medaglie d'oro, di bronzo, croci, cosa o come, ma rappresentano il sacrificio dei nostri uomini, come diceva il generale Scollo e chi mi ha preceduto, che hanno lasciato la loro vita. Ringrazio in particolar modo amico Enzo, che e credetemi, ogni volta che io lo invito, non so se invitarlo o no, perché capiamo, essendo padri, come ha detto il cappellano Don Michele, essendo fratelli, essendo genitori, cosa può provare dentro di te. Tante volte mi domando, ma come fa Enzo e come fanno tutti coloro che sono presenti? Ecco perché ti dico il dolore di perdere un figlio, di perdere un marito, di perdere un fratello. Ti ringrazio per la tua testimonianza e la tua amicizia che con me hai sempre avuto, e ce l'hai con tutti per rappresentare tutti i genitori d'Italia. Ti ringrazio di questo, ti ringrazio per il sacrificio che fai, perché ogni volta sono convinto che è una pugnalata, perché è una pugnalata che purtroppo chi ci crede sappiamo. Chiudo su questo. Ringrazio il gonfalone di Jesolo in particolar modo, quello di Salgarera, come ho detto prima, tutti quanti. Amici, siete tanti e per quello che sono orgoglioso, non faccio polemiche, sapete che sono capace anche di fare quello e ogni tanto ci sta, ma non le faccio. Sì, abbiamo cambiato il giorno, 19, ricordatevi, lo rifaremo ancora il 19. Io è 19 anni che la faccio questa cerimonia, non voglio dire altro, chi mi capisce, siamo qua per loro. Pertanto grazie, buona giornata e in particolar modo al signor comandante che mi ha dato l'onore anche quest'anno di avere il picchetto, e ringrazio i ragazzi del picchetto del 5° reggimento Lanciarati Superga e tutte le attività. Buona giornata a tutti quanti, al prossimo anno se volete esserci il Museo Militare vi offre le porte aperte a tutti quanti, perché non metto in garrita nessuno. Grazie signori a chi ha collaborato e mi ha aiutato. Si ringraziano tutti i presenti per aver onorato la cerimonia odierna in ricordo dei caduti. La cerimonia è qui conclusa e ci vediamo il prossimo anno. Si ringraziano appunto tutti i presenti e, come dicono i bersaglieri, giusto per fare omaggio a Franco Vidotto, imitati forse e uguagliati mai.
Thank you.